Bene, è proprio questo il primo obiettivo, restaurare un vecchio rapporto, un antico rapporto che era tra il produttore e un consumatore che a noi piace chiamare consumatore, proprio per evidenziare la parte attiva, la parte critica, la parte consapevole che il consumatore comincia ad avere. C'è un dialogo tra produttore e consumatore che si è perso a causa della grande distribuzione e questo dialogo era non solo un favorire entrambe le parti, ma un rivalorizzare il territorio, un rivalorizzare le risorse del locale. Infatti parliamo di un gas con chilometro zero, con produttori a filiera corta, piccoli produttori. E ovviamente quando parliamo di consumatori consapevoli, parliamo di consumatori critici, parliamo di consumatori che sanno quello che comprano, sanno quello che mangiano. Quindi un rapporto comunque di fiducia che si è stretto fra i piccoli produttori locali del Catanese, non solo, e i consumatori del Catanese. Notare semplicemente con qualche giorno di anticipo i prodotti che si vogliono acquistare, si danno 1 o 2 giorni di tempo e il produttore li va a raccogliere. Quindi se andiamo a prenotare 1 chilo di patate piuttosto che 2 finocchi e una lattuga, il produttore andrà a raccogliere proprio quel tipo di prodotto con quelle quantità, quindi non c'è ordine minimo, si capisce benissimo, e tutto il resto lo lascerà, perché ricordiamo che una lattuga in frigo sta 2 o 3 giorni, mentre nel terreno sta anche 15 giorni, quindi non c'è spreco, non c'è alcun tipo di merce intentata vendita e quindi buttata, ma tutto viene fatto nella parsimonia più totale per abbattere appunto i costi. I prodotti che vanno per la maggiore sono i prodotti biologici e quindi in una parola i prodotti di stagione. È semplice, basta, oggi in questo momento siamo in autunno, quindi cavolfiori, broccoli, indivie, cicorie, rucola, tutto, la zucca ovviamente, ci sono le castagne, le nocciole, l'autunno porta questi frutti e quindi sì, si va a ricercare la freschezza, prodotti freschi, niente di... le conserve ci sono ma occupano una nicchia in realtà quelli che sono i preparati. Sì, i prodotti più ricercati sono sempre il fresco e ovviamente gli antichi sapori, quindi grani antichi, parliamo di farine antiche, parliamo farine di grani antiche ovviamente, parliamo di prodotti che non ci sono più, le sorbe, se qualcuno se li ricorda con una certa età, o le lanzarole, o anche dei prodotti un po' più esotici come gli avocados che stanno crescendo bene in Sicilia, le banane siciliane o i feicioè, questo tipo di prodotti. Come invece ci si avvicina al gas, semplice, i produttori mandano una richiesta, ci sono le mail, ogni gas ha il suo sito, il suo portale, basta mandare una mail, presentarsi in qualche maniera e di solito si fa un piccolo controllo, sono gli stessi consumatori che vanno a fare un controllo nelle aziende, si fanno delle visite periodiche, un po' per instaurare un rapporto di amicizia, un po' per controllare davvero sul terreno quello che poi si troverà sulla tavola.